Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. È martedì 9 giugno 2026. Trump tratta con Iran e Israele e parla di accordo imminente. Washington decide, Bruxelles commenta. L'Iran minaccia le rotte del petrolio da Hormuz al Mar Rosso. Una crisi che arriva fin nelle nostre bollette. Ai ballottaggi il centrodestra tiene, la sinistra non sfonda. Sul risico bancario di MPS il governo sceglie il mercato, non le bandierine. Bruxelles nel Country Report 2026 attacca la flat tax italiana. Meno tasse per chi lavora in proprio, non è un lusso. E a Modena una figura indagata per terrorismo davanti a bambini delle elementari. La scuola non è un palco per la propaganda. Questi e altri temi nel nostro giornale. Restate con noi. Iran, decide Trump. Iran-Israele, accordo vicino. Donald Trump prova a fermare l'escalation tra Israele e Iran. Non con i sospiri della diplomazia europea, ma con il peso politico degli Stati Uniti. Secondo ANSA, il presidente americano parla di trattativa nelle fasi finali e di un possibile accordo con Teheran entro 2 o 3 giorni. Poi manda un messaggio chiarissimo a Netanyahu. Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa. Trump non assiste alla crisi, la governa. Tratta, frena, minaccia quando serve e cerca una via d'uscita senza regalare nulla agli ayatollah. Mentre Bruxelles commenta, Washington decide. E in Medio Oriente si vede la differenza tra chi produce comunicati e chi muove gli equilibri del mondo. Teheran pirata Hormuz e Mar Rosso, minaccia Iran. La crisi tra Iran e Israele non è una questione locale. Teheran guarda alle rotte del petrolio, al commercio globale e ai passaggi strategici dell'Occidente. Fox News riporta le parole del comandante della forza Quds, Esmail Qaani, che annuncia una nuova cintura della resistenza dallo stretto di Hormuz al Bab al-Mandab, 2 snodi vitali tra Golfo Persico, Mar Rosso ed energia mondiale. L'Iran e i suoi satelliti minacciano non solo Israele, ma anche traffici marittimi, prezzi dell'energia e sicurezza europea. Se si chiudono quelle rotte, il conto arriva anche alle nostre imprese e famiglie. Servono deterrenza, alleanze solide e una guida americana forte. Il resto è teatro. Comunali, sinistra stop. Il centrodestra tiene alle elezioni. La spallata al governo non c'è stata. Nei 6 capoluoghi al ballottaggio finisce 3-3. Il centrodestra vince a Macerata, Arezzo e Lecco. Il centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Nessuno scossone, nonostante il PD provi già a vendere il risultato come una marcia trionfale progressista. Il dato politico è semplice. Quando il centrodestra resta unito, compete e vince. E la Lega c'è. Matteo Salvini rivendica Macerata, Lecco, Arezzo e tanti altri comuni conquistati. Radicamento, amministratori, territorio. Quello che nei talk show non si vede, ma nelle urne pesa. Il governo non è stato terremotato. Il centrodestra tiene. La Lega resta in campo. Risico bancario MPS. Il governo è neutrale sul risico bancario intorno a Monte dei Paschi. Il governo tiene una linea chiara: neutralità, regole e mercato. L'esecutivo rivendica di aver risanato MPS, una banca che per anni è costata moltissimo ai contribuenti e che oggi torna appetibile per operatori di primo livello. La posizione di Matteo Salvini è netta. Non commento scelte che competono al libero mercato. Lo Stato deve vigilare, garantire trasparenza, difendere l'interesse nazionale. Non deve però trasformarsi nel banchiere di partito. Meno dirigismo, meno propaganda. Se MPS torna al centro del mercato è una buona notizia, ma a decidere siano le regole, non le bandierine politiche. Bruxelles tassa l'Italia a partite IVA nel mirino. Mentre il mondo brucia tra guerre ed energia, Bruxelles trova il tempo per mettere nel mirino la flat tax italiana.
Nel Country Report 2026, la Commissione europea punta il dito contro il regime forfettario, quella misura che dà respiro ad autonomi, professionisti, artigiani e giovani che provano a lavorare in proprio. La solita storia. Parlano di crescita e poi propongono più tasse. La flat tax non è un regalo ai ricchi, è ossigeno per chi rischia, fattura, paga fornitori e bollette. Il messaggio di Bruxelles è sempre lo stesso. Se qualcosa lascia qualche euro in tasca agli italiani, bisogna correggerlo. Noi la leggiamo al contrario. Chi produce va liberato, non spremuto. Terrorismo a scuola, bambini e propaganda palestinese. A Modena il caso è serio. Alcune classi di bambini sono state coinvolte in un'iniziativa sul Medio Oriente con slogan Free Palestine e con la presenza di Soleimani Jazi, indicato come indagato per terrorismo nell'inchiesta collegata a Mohammad Hannoun. Indagato, non condannato. Il garantismo vale sempre. Ma il problema educativo resta enorme. Che cosa ci faceva una figura così controversa davanti a bambini delle elementari e della materna? La scuola non può diventare il palco della propaganda. Bene l'invio degli ispettori da parte del ministro Valditara. Qui non è in gioco una polemica di giornata. È in gioco il confine tra educazione e indottrinamento. E quel confine va difeso. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Trump frena Bibi. Israele sotto pressione. La crisi medio orientale passa da Washington. Nell'analisi del sussidiario.net, il giornalista israeliano Meron Rapoport legge il freno imposto da Trump a Netanyahu come un passaggio decisivo. Israele non può più muoversi come se il quadro regionale fosse lo stesso di prima. Rapoport osserva che Netanyahu ha assecondato la richiesta di Trump e oggi ha una possibilità di manovra molto limitata. Quando Trump decide che l'escalation va fermata, anche un alleato forte deve fare i conti con la linea americana. Non è pacifismo da salotto, è realismo di potenza. Il ritmo della crisi lo detta Washington. E se l'America chiude un accordo con Teheran, nessuno potrà far finta di non aver sentito. Italia senza figli, perché il crollo continua. Un paese senza figli invecchia, si impoverisce e perde futuro. Giancarlo Blangiardo sul sussidiario.net parte dai nuovi dati Istat. Nel primo trimestre del 2026 sono nati 83.361 bambini, circa 2.000 in meno rispetto all'anno precedente. Le misure economiche ci sono: assegno unico, asili nido, congedi parentali. Ma Blangiardo avverte che tutto questo sembra non bastare. Il problema non è solo di portafoglio, è culturale, sociale, perfino spirituale. La politica deve fare la sua parte con casa, lavoro stabile e libertà educativa. Ma non basta distribuire bonus se il clima dominante racconta maternità e paternità come un peso. Blangiardo chiude con una frase potente: un figlio ha un valore incommensurabile. Senza figli, l'Italia non ha domani. E con questo si conclude l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. L'appuntamento si rinnova a domani, sempre alla stessa ora. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.